Buonasera a tutti ragazzi, quindi ben ritrovati. Quindi stasera parleremo di che cosa succede dopo che lasciamo la vita terrena. Quindi in effetti ho trovato questo articolo in inglese su un sito americano e quindi ho fatto la traduzione di questa signora che dice di parlare con i morti e quindi che lei sa che cosa succede. Quindi in effetti il titolo in inglese è Ho parlato con i morti per sapere cosa succede quando muori. Quindi diciamo che l'ho tradotto, l'ho trovato un pochino interessante, quindi ve lo racconto. Quindi in effetti la signora dice non posso dire con certezza cosa accadrà. Ciao Domitilla, dopo la morte, ma ho in mente qualche ipotesi, visto che parlo con i morti praticamente ogni giorno. Quindi dice sono una medium, il che significa che posso sentire, vedere e percepire i morti. E dice non è una cosa che fa paura, vi assicuro, assomiglia più o meno a quello che accade tipo a Whoopi Goldberg in West. Quindi ecco che il cellulare impazzisce, come sempre, quindi speriamo di mantenerlo bene, anche così bene, basta che non sfarfallea, come dico io, quindi come vedete cambia sempre le faccine, eccolo qua, comunque diciamo eccolo che è incominciato a impazzire come dico io, quindi come potete vedere, eccolo qua, speriamo si mantenga così. Comunque dice che lei è una medium e che quindi sente dei morti, come dice lei, e dice che non fa paura. So dice che questo concetto vi sembrerà bizzarro o pauroso, ma per me è un lavoro come un altro, quindi lei lo fa come lavoro addirittura. Dice che tempo fa ha parlato con un defunto che è venuto a fare visita alla sua amica per darle qualche consiglio di stile, quindi diciamo che vanno da lei in cerca di aiuto, in effetti queste anime, come parla lei. A prescindere da quello che dicono tutti, c'è un solo modo per sapere con certezza cosa succederà. Quindi dobbiamo lasciarci le penne, dice. Quindi chiunque cerchi di convincervi. Sì, sì, questa signora dice che parla con gli spiriti, con i morti, quindi praticamente sì, Domiti. Quindi no, signora Anna Maria, questo è un racconto che io ho trovato per vedere cosa succedeva dopo la morte e ho trovato questa signora che dice che parla con i morti. Dice che il suo ruolo di medium non è quello di rincorrere i morti per chiedere loro cosa cavolo fanno lassù, ma piuttosto dice cerco di parlare con loro, di aiutarli o di facilitare la comunicazione tra loro e i vivi. Dice che spesso le anime dei defunti mi mostrano come si sentono, come sono morti o come erano nel momento più felice della loro vita. Quindi diciamo una specie di ghost, diciamo così. A volte diciamo è una conversazione leggera, dice, a volte più profonda. Quindi in effetti ciao Maria, ciao Astro, c'ho il cellulare indemoniato pure io qua. Quindi domani devo vedere che devo fare, devo pigliare una webcam sicuro. Quindi diciamo che una volta all'inizio della sua carriera una donna è venuta da lei e ha detto che sentiva una presenza in casa, quindi lei è andata lì e giustamente aveva un messaggio per la nipote. Quindi una volta che ha dato il messaggio alla nipote, mi dispiace Astro, sì, sì, vabbè, ma è normale, ci sta chi crede, Domitilla, chi non ci crede, questo è normale. Quindi diciamo che questa signora ha detto una cosa, no? Diciamo che i nostri valori, le nostre passioni e le stupide convinzioni che abbiamo qua sulla terra ce li portiamo anche di là. Quindi dice la signora, no? Se muori stronzo, rimani stronzo. In effetti, anche se qui eri un cattivo, lì anche lo sarai. Quindi non è che la morte ti cambia, in effetti. Quindi se muori con un senso di colpa, il senso di colpa ti seguirà diciamo, nella vita ultraterrena. Come tutte le esperienze di trasformazione, la morte può portare con sé redenzione e cura, ma non è detto che sia così. Quindi diciamo che il concetto della signora è che se vai di là ed eri, diciamo, un poco di buono qua,
anche lì sarei così, quindi poi dice che l'idea di paradiso e inferno come luoghi fisici con ricompense e punizioni sono costrutti di invenzioni, quindi secondo lei è facili da concepire per l'uomo. Ma quando ne so io, non esistono luoghi, quando non esiste una forma fisica. Quindi in effetti la signora che dice di parlare con i morti, no? Dice che in effetti paradiso e inferno come luogo fisico, dice non esiste. Quindi dice tecnicamente non andiamo da nessuna parte, senza un dove, anche il quanto divinamente tangibile. Lei dice che ho parlato con tantissimi spiriti che avevano messo da parte le proprie vocazioni e talenti per compiacere allora, gli altri, salvo poi pentirsene quando ormai era troppo tardi. Ciao Lupus, c'ho il cellulare indemoniato, pure io qua. Mi sa che devo chiamare l'esorcista qua. Quindi diciamo che da questo dice ho imparato che dovremmo smettere di cercare di essere qualcosa che non siamo, ma impegnarci a essere noi stessi. Dice lei, quando l'anima lascia il corpo entriamo in quella fase che io definisco bozzolo, quindi in cui ci isoliamo, siamo protetti al sicuro. Questa fase, dice, ci serve per adattarci alla nuova vita e abbandonare l'universo materiale. Questo processo, dice, sembra venire molto più facile ai bambini, alle persone che avevano una relazione sana con la propria spiritualità e la morte, e tutti coloro che si aspettavano di morire. Dato che il corpo non esiste, il tempo non esiste, non c'è un modo per valutare a quanto a lungo l'anima rimanga lì in quella fase, o meglio dice è un'informazione rilevante. Quindi dice che il concetto di non tempo, quindi non si sa in effetti. Non lo so, Domenico, io sto leggendo questa storia che l'ho tradotta, quindi l'ho tradotta dall'inglese, però è ben comprensibile cosa dice la signora. Dice quando sei nel tuo corpo il tempo ha una dimensione completamente diversa, perché il concetto di tempo è legato al concetto di materia. Quindi dice la signora che il tempo per noi è legato alla materia, in effetti, quindi nello spirito invece non è soggetto alla materia, quindi il tempo assume un aspetto diverso. Questo è quello che dice la signora. Quindi pensa, dice, alla vita di una coccinella o a quella di un cane, loro vivono il tempo e la durata della propria vita in modo molto diverso da noi. Quindi diciamo che l'anima non è del tutto irraggiungibile, è impossibile da contattare, ma insistere risulta scortese. Sì, sì, in effetti ci stanno un sacco di speculatori su questa cosa qua, di spiritismi. Se parliamo di tempi antichi, ce n'è stato proprio un momento negli anni, diciamo nel 50, nel 60, che questi medium proprio guadagnavano una barca di soldi, se vi ricordate. Quindi quando c'è stato il boom dello spiritismo, diciamo, c'è stato proprio tante frodi a finale, erano tutti imbroglioni, si può dire. Quindi diciamo che di frode a voglia quando ce ne sono state, con la scusa di parlare con i morti, erano tutti imbroglioni. Quindi dobbiamo vedere quante cose poi erano vere in realtà. Quindi non crediamo che tutti quelli che lo dicono siano veri, in effetti, neanche io lo credo. Quindi gli speculatori a voglia quando ce ne stanno, quindi diciamo vogliono guadagnarci e sono imbroglioni. Poi, vabbè, se poi sono capaci veramente di fare una cosa così, allora è un altro discorso, cambia la storia. Quindi diciamo che può capitare che uno sia davvero più portato per fare questa cosa e quindi mettersi nei guai, come dico io, anche perché se apri certe porte poi non sai che cosa entra, non sai che cosa esce, e quindi sono dolori, come dico io. Quindi diciamo che questa signora ne parla proprio così, anche se io credo sinceramente, come voi, che è meglio non aprire certe porte, quindi lasciare tutto come sta. Quindi che succede, succede, poi alla fine
poi lo sapremo un po' tutti, poi, bravo, la verità poi ognuno di noi la saprà poi quando sarà il momento, quindi diciamo che anche io sono contrarissimo a questa cosa, anche perché, ripeto, ho visto tante cose strane nella mia vita, quindi ci credo un paio di volte all'Avvocatella che è un santuario di qua, e le cose strane, ragazzi, esistono, quindi purtroppo ci stanno sempre quelli che dicono, vabbè, non è nulla vero, non ci sta nulla, ma bisogna viverla una cosa per dire è vero oppure no. Quindi se non ti è mai capitato nulla, quindi quando vedi questo video dici ma Giuseppe, ma che stai dicendo? Cioè è normale anche perché uno che non lo vede dice Giuseppe, queste sono tutte, tutte fesserie, sono tutte queste cose così e ci sta pure. Quindi se uno non ha mai visto nulla, giustamente dice Giuseppe, ma ste frottole a chi le vuoi dire? E ci sta pure perché ragazzi è normale pure. Però vi dico che all'Avvocatella, ad esempio, questo santuario, ti posso assicurare che stava una persona che si contorceva per terra, quindi hanno cacciato tutti quanti fuori e quindi non credo che era una cosa buona. Quindi diciamo che ci credo fermamente. Poi a casa pure da mamma, quando abitavo da mamma, io l'ho detto un sacco di volte, pure mi pare, come si chiama, ad Avvocatella, che vedevamo, anzi, perché anche i miei fratelli le vedevano, delle ombre nei muri. E stavamo tutti quanti nel lettino, quindi nella stanzetta di casa. Mamma dormiva, papà dormiva, tutti quanti stavamo quindi nei letti, nei lettini e vedevamo queste ombre, una lunga lunga e una corta corta, camminare nei muri, perché avevamo il vizio di rimanere sempre una luce accesa nel corridoio, perché me la so portata ancora tutt'oggi, quindi ancora oggi io dormo con la luce del bagno accesa, quindi sempre. Quindi diciamo è un vizio proprio da piccoli di avere una luce soffusa e non di stare proprio al buio buio, diciamo. E quindi vedevamo questa cosa strana, quindi siamo andati a questo santuario per vedere che cos'era, quindi qui ci sta padre Gennaro che è un famoso esorcista e l'abbiamo portato a casa. La prima volta però ci è andata male perché abbiamo incappato, diciamo, in una situazione strana, diciamo così, quindi ci siamo messi paura in effetti perché al finale per parlare col prete esorcista dovevamo sentire la messa, quindi non è che vai là e, e dici no, voglio parlare con te, no, dovevamo ascoltare la messa e poi parlare con lui. Sfortunatamente, ragazzi, mentre questo stava facendo la messa, la signora si è sentita male, ha incominciato a parlare un po' particolare, sapete, tipo esorcista, diciamo tanto per essere più concisi, e hanno cacciato fuori a tutti e hanno chiuso la chiesa, quindi hanno serrato tutte le porte e hanno detto se ne parla un altro giorno, venite un altro giorno, quindi diciamo che già quell'esperienza già ci siamo messi paura. Siamo ritornati la domenica successiva anche perché è vicino da qua e ci ha accolto, ha detto che veniva a casa per fare una benedizione. Lui è venuto a casa, ragazzi, vi posso assicurare che a casa mia non era mai venuto. Noi abbiamo aperto la porta di casa, quella normale che apriamo, e lui è entrato per primo. Lui è andato direttamente nella stanza dove noi abbiamo visto queste, diciamo, figure. E possiamo assicurarvi, ragazzi, che le porte erano tutte chiuse, quindi lui non sapeva la nostra stanza qual era, perché le porte erano tutte chiuse. Ce ne stavano uno, due, tre porte. Lui è andato nella porta buona, quindi ha detto succede qua, vero? E noi abbiamo detto sì. Lui sapeva che quella era la nostra stanza, anche con la porta chiusa. Quindi lui sentiva questa cosa negativa, come ha detto lui. Poi abbiamo fatto una preghiera, come l'ha chiamata lui, di liberazione in effetti, quindi abbiamo dovuto pregare, quindi mi ricordo che Pater Nostro, Ave Maria, un'altra preghiera che ci ha detto lui, che ci ha dato un foglietto. Comunque fatto sta che poi il problema si è risolto in parte, diciamo. Lui aveva detto che diciamo, queste case erano state fatte su un cimitero abbandonato perché ci stava la guerra e tanti cadaveri stavano sottoterra, quindi aveva dato questa spiegazione perché conosceva sta zona e dice tanto tempo fa sono morti un sacco di persone durante la guerra e quindi tante persone giacciono i loro corpi, diciamo, le loro ossa, diciamo, sotto queste fondamenta, ma di tutta la zona, dice. E quindi
Poi un'altra cosa che mi ha fatto, diciamo, mettere più paura, in effetti noi avevamo nel corridoio tra le due porte, diciamo, la stanzetta nostra e la stanza di mamma, no? Che stavano uno di fronte all'altra. Avevamo da una parte il crocifisso, da una parte un altro, diciamo, la Madonna, mi pare. No, 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 avevamo Padre Pio. Allora lui ha detto fate una cosa, o togliete uno o togliete un altro, perché diceva che in effetti avevamo bloccato questa entità, come la chiamava lui, nel corridoio di casa, quindi non poteva andare né di qua né di là. In effetti, come se avevamo bloccato sta cosa al centro e quindi rimaneva in questo corridoio. Quindi ha detto o togliete Padre Pio o togliete il crocifisso, cosa che poi abbiamo fatto in effetti. Quindi però diciamo che a distanza di tanti anni, ragazzi, io avevo 18 anni più o meno, ce l'ho 43, ancora mamma comunque ogni tanto lo vede in casa, quindi diciamo che proprio non è più come fu all'epoca, però ogni tanto mamma me lo fa il fatto, dice stanotte sai ho visto, oh?" Quindi anche passati tanti anni, ragazzi, 18, 25 anni fa sto parlando, quindi diciamo che perciò io ci credo fermamente perché l'abbiamo vissuto, quindi in effetti qualche cosa ci sta, quindi mo, a parte che questa era uno spirito, che cos'era, non lo so, quindi se si suppone che ci sono i demoni ci sta pure l'anima, se ci sta l'anima ci sta pure Dio e quindi è tutto poi un susseguirsi, quindi se ci sono le anime allora ci sta pure Dio, se ci sta il Dio ci sta pure il male, quindi è tutto diciamo collegato, quindi perciò diciamo che sì, sì, adesso le sto leggendo, vabbè, perché tengo lo schermo che va sotto sopra proprio che non si capisce nulla. Adesso sì, sì, adesso ti leggo. Non ho mai pagato, Alberto, sì, adesso vi leggo, sì. Ho lo schermo, diciamo, tipo esorcista, no? Che sale e scende, sale e scende. Ma figura, di salute, io di solito non dico ciao a tutti, ma vale per tutte, non è che dico, diciamo, sì, domani sì. C'ho lo schermo esorcizzato qua, non lo so. Ogni tanto sto telefono lo devo buttare, devo trovare una webcam bene per fare la diretta perché così, ecco qua. No, no, era da mamma, adesso no, adesso qua no, qua è normale qua. Se no già se n'è scappato, sinceramente. No, da ragazzo sì, ce la siamo visti quasi brutta da mamma. No, ma figurati, vabbè, che mi cambia salutare a te e a tutti. In effetti non ti ho visto proprio a te mo. Perché ripeto, tengo lo schermo più o meno esorcizzato. Adesso vedi come sta figura, qua non si capisce nulla. I commenti, quelli presi sotto non li proprio vedevo. No, no, la linea no, a me solo sto problema qua, in effetti, Lupus, no. Solo sto problema dello schermo che sei impazzito, come l'ho detto io, quindi ho detto le dirette me le sta facendo fare proprio inguaiate, inguaiate. Quindi siccome avevo fatto la traduzione su quest'altro cellulare, quindi volevo farla con quest'altro cellulare che ho, però ho detto poi come traduco e quindi l'ho fatto col cellulare impazzito, diciamo, lo chiamo io. Sì, 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 purtroppo so già chi è questa persona, Lupus, è sempre la stessa signora, quindi io ho evitato, quindi ho evitato, volevo evitare di eliminarlo. Già sono 2 giorni che ogni volta dice perché non mi saluti, perché non mi saluti, perché non mi saluti. Sappiamo bene chi è Lupus, quindi la conosciamo tutti, no? Quindi piglia sta fissazione ogni volta. In effetti questo Alberto mi ha scritto, diciamo, nei commenti a femminile. Mi ha scritto, mo ultimamente me ne sono accorto, tanto la signora sbaglia sempre poi al finale. No, no, la signora al finale sbaglia sempre, quindi fa sempre l'errore, lo fa sempre. Prima ha detto che era un uomo inizialmente, quindi Alberto per me era un uomo. Poi ha parlato a femminile, ha incominciato a parlare negli ultimi 2 giorni a femminile. E ha detto eccola qua. Adesso sta insistendo perché non la saluto, allora ecco chi è.
quindi in effetti era pure zero iscritti, quindi già mi immagino chi è, quindi volevo evitarlo, però visto e considerato che mi scrive, anche oggi ho visto che nella chat mi scriveva, però ho fatto finta di nulla, però quando è troppo, quindi io ho capito, io l'ho detto sempre, lo ripeto. Sì, sì, vuoi stare su questo gruppo? Io so chi. Allora, ci sta un altro account che è lei, lo so. Ci sta un altro account che è lei, la conosco, lo so. Quindi ultimamente è comparsa. Sì, ho fatto fuori Alberto, il maschio francese. In effetti è incominciato a, diciamo. No, Lupus allora c'ha due account adesso. Questo Alberto e un altro. Quindi so chi è. Sì, sì, ce ne sta ancora un altro, però adesso non sta in chat comunque, adesso non ci sta. Però oggi pomeriggio ci stava, quando stava la live. Ciao Davide, buonasera. Quindi diciamo però insistere sul fatto che io non saluto, non è che io. Ci sentiamo tutti i momenti. No, stavamo parlando di spiritismo in effetti, quindi di una storia di una medium che dice che lei parla con i morti, quindi abbiamo detto che a volte ci sono degli imbroglioni, a volte invece è reale in effetti, quindi però sì, Francesco, lo sapevo, però io non volevo, ce ne stanno due, ciao Marinella. Quindi abbiamo detto che ci sono gli imbroglioni e ci sta veramente chi lo sa fare, quindi stavamo raccontando che tutti quanti giustamente vogliamo sapere che cosa ci sta dopo la morte, cose che nessuno lo sa in effetti, quindi nessuno può sapere cosa ci sia, quindi ci sta chi crede in Dio, chi crede che dopo la morte ci sia la rincarnazione. Sì, brava, eh. Sì, Lupus. Poi c'è chi crede che è ateo e non ci sta nulla, dice con la morte finisce tutto. Quindi diciamo che sono tante le cose che si possono pensare. Quindi diciamo la signora dice parlo con gli spiriti, oppure anche se sono convinto di una cosa, quella che dico sempre io, molti credono addirittura che, diciamo, come Mauro Biglino ci siano, noi siamo stati creati degli alieni, però il problema è sempre lo stesso. Se pure fosse vero quello che Biglino dice che gli alieni sono arrivati sul pianeta Terra, ci hanno fatto a noi qui e qua, però loro chi li ha creati? Sempre un Dio devono avere, non è che gli alieni sono nati così pure loro, quindi pure sta teoria non è che tanto mi convince in effetti. Diciamo il fatto alieno, quindi diciamo la Bibbia non parla di Dio, ci sono stati gli alieni, e così, così, d'accordo, sì, ma pure se fosse vero, sì, Lupus, come ci può stare anche un mondo parallelo, quindi diciamo che ci sono tante le ipotesi che uno può parlare di questo argomento. C'è chi crede, ad esempio, che l'anima, come me, ad esempio, a volte ho detto, secondo me, guarda, l'anima è immortale e secondo me vive per sempre. In effetti sarei più propenso a credere nella rincarnazione e non alla tesi di Biglino. Cioè, in effetti, voglio dire, si muore e si rinasce, si muore e si rinasce, però giustamente non ricordi chi era. Però ci sono alcune persone che ricordano la vita precedente. Mo dico io, no? Ciao Marco, se uno è morto e un bambino di 3-4 anni, come fa a ricordarsi di una vita precedente sapendo i fatti e li dice tutti perfettamente? Dice mia mamma abitava a New York, mio fratello si chiamava Giuseppe. Vanno lì e trovano tutto perfetto. Quindi come mai risulta come un bambino di 4 anni incomincia a dire io avevo un'altra mamma nell'altra vita e la mamma dice vabbè questa secondo me è il famoso bambino che è immaginario, sai, la pensano come uno scherzo. Sì, Francesco, allora io ho visto un caso di un ragazzo in America che lui diceva che stava con la mamma, viveva in un'isola. La mamma inizialmente disse, vabbè, ma sarà così, lo dice perché
e bambine. Comunque più andava avanti Francesco, questo più diceva, più fatti, diciamo, più diciamo affermazioni. Mia mamma si chiamava, ti faccio l'esempio, Maria, mio fratello si chiamava Peppe, abitavamo a via della Repubblica, faccio sempre dove abito io, e avevamo una casa bianca che si affacciava sulla spiaggia. La mamma dopo tanti anni si scocciò perché andò dallo psicologo, perché il psicologo disse perché non andiamo su quest'isola dove dice il bambino, perché in effetti l'isola era, diciamo, esisteva, la città pure, quindi diciamo partiamo e andiamo lì. Sono andati lì, Francesco, e tutto quello che ha detto il bambino era vero. In effetti si sono messi in tavola, riuniti tutti, no? Il bambino ha detto: questa è mia mamma, questo è mio padre, questo è mio fratello Giuseppe, questo è mio fratello Nicola. Faccio un esempio, no? In effetti, in mezzo a questa tavola però ci stavano altre persone perché hanno portato molte persone. E lui ha riconosciuto pure i cugini, ha riconosciuto i nomi perfetti di tutti, chi era il cugino, chi era il fratello, chi era la mamma. E l'isola distava un sacco da loro, quindi hanno fatto 3 ore di volo. Tanto per fare una cosa breve, per non essere proprio, diciamo, se no la storia sarebbe proprio lunga, giusto per dire come mai, come è potuto succedere una cosa così. Quindi allora, se non mi sbaglio, era Cameron il bambino. Lo potete trovare anche su internet. Allora, Cameron, il bambino che visse 2 volte, mi pare. Cameron. Voglio vedere se è questo qua. Io ne ho lette tante di queste. Il bambino. Eccolo qua, l'ho trovato. È questa qua, in effetti, sì. Cameron McLeod, il bambino che visse 2 volte. In effetti, racconta che ricordava la vita precedente. Quindi diciamo era un bambino piccolino, viveva a allora, Glasgow, a Slidebank, a Glasgow, quindi è una storia proprio che hanno riportato pure i giornali. Ah, eccolo qua, lui viveva a Barra, un'isoletta a nord della Cornovaglia, e parlava sempre della sua vecchia famiglia. E quindi lui ha descritto tutti i luoghi, tutte la mamma e il papà, come si chiamavano, e sono andati a vedere anagraficamente e ci stavano queste persone. Poi c'è stata un'altra bambina, questa qua era indiana, si chiama Shanti Deli. Penso che se voi siete appassionati del mistero, Shanti Deli la conoscete. In effetti me la ricordo, la storia me la ricordo dell'indiana, in effetti Shanti Deli. Questa è una bambina indiana che eh, Shanti Deli in effetti era una bambina che è andata in un luogo, eccola qua. Shanti Devi era una donna indiana che affermava di ricordare la sua vita passata e divenne oggetto di ricerche sulla reincarnazione. Quindi una commissione del leader politico Gandhi, addirittura Gandhi questa l'ha sostenuta, pensate un poco. Questa Shanti Devi in effetti era indiana. Shanti Devi, sì, l'incarnazione del sé è così India. Quindi diciamo che lei, casa di Shanti Devi, ecco qua. Questo è uno dei, diciamo, i fatti più clamorosi della storia, della rincarnazione. Quindi è riportato nel 1926, vicino a Delhi, quindi in India. Ciao Rosario. Quindi diceva di essere morta dando alla luce il terzo figlio. Raccontava, quindi i genitori disse non prestarono attenzione alla storia della figlia. Iniziarono però a preoccuparsi quando queste storie divennero molto insistenti. Quindi andarono in questo luogo e domandarono a tutti chi erano in effetti. Quindi sapeva, ad esempio, questa signora sapeva che quello era il marito e quelli erano i suoi figli.
Allora, eccola qua. Quando allora, le domandarono se sapeva dirigersi dalla stazione di Matura alla sua precedente abitazione, rispose affermativamente senza esitare. Quindi lei, diciamo, partì e andò nella sua casa. Quindi arrivata nella città, lei è andata da sola, l'hanno lasciata e ha detto portaci a casa tua, come fosse l'altra signora, quella che era morta. E questa è andata direttamente a casa sua, cioè nella vecchia vita, però parliamo, ragazzi. Quindi ed è entrata e ci stavano tanta gente. Voi sapete che in India tutti quanti arrivano, amici, parenti e tutto. E lei ha saputo dire che chi era il marito, chi era il cugino, chi erano i suoi figli. In effetti lei era morta a terzo figlio, in effetti per parto, in effetti un parto diciamo difficile, lei era morta. Quindi diciamo che dice allora, quando vide il figlio che aveva avuto nella vita precedente, si mise a piangere dall'emozione e chiese a sua madre di donargli tutti i suoi giocattoli. Un signore le domandò, Gandhi sarebbe, come avesse riconosciuto Navnet, il figlio che era morto, che era nato quando lei era morta, cioè in effetti gli spiegò la bambina poi, perché questa è una bambina. Lei gli spiegò che suo figlio era parte della sua anima e che l'anima facilmente riconosce se stessa. Quindi ragazzi, dopo cena Shanti chiede a Kedarnath perché l'ha sposata. Quindi diciamo che come faceva a saperlo? Quindi in effetti questo era il bambino che era morto durante il parto. Lei l'ha riconosciuto, ha detto questo qua è il bambino che ho dato alla luce quando io sono morto. Quindi ragazzi, quella è una bambina di 5-6 anni, non è che stiamo parlando di una bambina, cioè in effetti quando è andata lì che avevamo, ti dico io, aveva più o meno 10 anni, quindi non stiamo parlando di un'adulta. Ma la tavola fa paura, Marco. Quindi diciamo che mo l'incarnazione no, comunque ci sono casi dove la reincarnazione sembra essere presente, quindi mo sì, Davide, quindi il caso Shandadevi è stato addirittura portato alla luce dal famoso Gandhi. Sì, la tavola Ouija è pericolosa perché apre porte misteriose, quindi in effetti la tavola Ouija ce ne stanno un sacco di cose, ma non ne parla nessuno bene, quindi in effetti non giocare, come si dice, stava scritto in inglese, non giocare con i morti. Quindi personalmente lo sconsiglio veramente, quindi è un gioco proprio, è un gioco ma apre porte che non devono essere aperte, quindi sì, sì, in effetti non arriverà mai il parente a casa, quindi non arriverà mai, cerchi tuo nonno, cerchi tua nonna, cerchi tua mamma, cerchi tuo padre, ma non arriverà mai. Sì, sì, ma io l'ho sempre detto che non è un gioco, va assolutamente vietato, ma non perché lo dice la Chiesa o perché è pericoloso e basta, non è perché lo dice la Chiesa, quindi sconsiglio vivamente a tutti di provare a giocarci, quindi non credete che fate gli atei e diciamo arriva a equitare, bravo, perché è pericoloso. La gente dice, vabbè, ma quello non è nulla, che è un gioco. Non è così, ragazzi, quindi può anche accadere fra 10 anni. Quindi c'è state persone che hanno fatto la tavola Ouija oggi, poi semmai hanno avuto problemi dopo 10 anni, quindi non è detto che avviene subito. Vabbè, ragazzi, io vi auguro buona serata a tutti, quindi abbiamo parlato un po' di spiritismo. Brava, troppo so guai. Quindi diciamo che dopo la morte nessuno sa come va a finire, quindi c'è chi crede nella reincarnazione, anche se ci sono tanti casi. Chi crede al finale che forse non finisce la vita qua, c'è chi crede che va in paradiso. Sì, sì, abbiamo fatto una serata strana. Quindi le tesi sono tante. Chi crede come a Mauro Biglino che sono alieni, quindi le ipotesi sono tante, anche se secondo me il fatto degli alieni, secondo me non regge, quindi secondo me
La verità, come dico io, sta sempre in mezzo a finale, quindi sta sia di qua che di là. Forse l'anima, come penso io, è immortale, vive veramente per sempre. Forse credo, come ho detto molte volte, che l'anima deve essere più pura per arrivare a Dio e forse perciò ci sta questa reincarnazione. Vabbè, sì, Massimo, sì, d'accordo. Però non credo che la vita termina così, sarebbe troppo stupido, sarebbe un'esistenza proprio, diciamo così, inutile in effetti. Se tu nasci, muori e poi non ci sta più nulla, sarebbe... non avrebbe significato la vita, secondo me. No, qualche cosa ci deve stare, ma certamente non lo sappiamo perché ragazzi, fortunatamente stiamo ancora qua, però di certo non credo che termina con questa vita qua, quindi tanti scienziati hanno detto la stessa cosa, che siamo energia, pure gli scienziati ad esempio dicono siamo pure energia, siamo così, siamo così, quindi diciamo che tutti quanti pensano che qualcosa ci sta, non sappiamo di preciso cosa, ma di certo non finisce così. Vabbè, ragazzi, abbiamo eliminato questo Davide che non so chi era. No, 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 no. E quindi no, e l'abbiamo tolto. Ciao Davide, quindi abbiamo fatto no. Quindi abbiamo risolto l'opus, visto che scriveva no, 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 abbiamo fatto no. Quindi, ma io non lo so, arrivano tutti qua. Io quello ho detto con Francesco prima su WhatsApp. Ha detto oramai ci conosciamo tutti, no? Più o meno qua sopra, no? Quindi sappiamo quando arriva uno nuovo. Ha vinto il no, sì, ragazzi, ha giudicato. Quindi più o meno siamo gli stessi sempre. Quindi più o meno ci conosciamo. Può arrivare uno nuovo, però non è mai nuovo. Quindi questo qua era proprio nuovo, non l'ho mai visto. Quindi ripeto, pure se ho 78.000 iscritti, me li ricordo. Tengo zucchero, Francesco? Caramelle, cioccolatini. Ciao, desaparecito. Desaparecito. Un nome complicato, vabbè. Comunque significa lentamente se poi... Più allora, dopo la mezzanotte, la diretta. Speriamo che il cellulare non mi abbandona. Ma 12:10, 12 e un quarto, questo è l'orario della live, quindi la live fino a domani. Vabbè ragazzi, io vi auguro buona serata a tutti, quindi ci sentiamo più tardi oppure dopo, più tardi, quindi sicuramente sto in chat, quindi ci sentiamo dopo oppure ci sentiamo domani. Quindi stasera abbiamo fatto la serata horror, quindi abbiamo fatto i fantasmi stanotte, quindi argomento misterioso. Buona serata a tutti e ci sentiamo. Ciao. Ciao Lupus, ciao Despacito, ciao. Ciao a tutti quanti. Dopo succede come quello che si offende che non l'ho salutato.